5 Stelle Sardegna, Die e pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli sanno. Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Die e pro Die. Oggi parliamo di un libro appena uscito che è La mia ira. Siamo qui a parlare con Ferruccio Alberto Ferrigno e Chelia De Candia. Questo libro nasce intorno al novembre del 2004, quando questi due signori, questi due sposini scoprono che la figlia purtroppo ha un brutto male. E lì nasce La mia ira. Qui parte insomma il vostro viaggio con vostra figlia. Sì, hai detto bene, parte il nostro viaggio per Roma, dove ci accorgiamo e ci dicono che nostro figlio ha un tumore di una forma molto rara che generalmente colpisce gli anziani e le colpisce alle ossa. Invece purtroppo mia figlia doveva compiere 3 anni e l'ha colpita al rene. Su di noi, come al solito, quando arrivano queste brutte notizie cala il buio, cala la paura, cala il nervosismo e generalmente le persone si accasciano e piangono e si disperano. Su di noi all'inizio è successo anche a noi la stessa cosa, poi piano piano abbiamo iniziato a razionalizzare, che abbiamo visto che la bambina aveva bisogno di un sorriso. L'unico modo per sorridere è per far finta che non avesse niente, però nasceva il modo per scaricare il nervoso. L'unico modo per noi era quello di scrivere. Un libro che è stato scritto passo per tutto quel tempo della malattia. Intanto vedete anche queste bellissime immagini, queste fotografie di questa bambina che si chiama Maela. La mia ira, questo come dicevamo un libro scritto giorno per giorno, ma per una mamma poi che ha significato ritrovarsi a combattere con un male così brutto? Per una mamma è diverso perché avverte secondo me il dolore prima dei papà e di altre persone. Nel momento in cui io mi sono accorta di questa massa, ho pensato subito al peggio, non ho pensato può essere qualcosa di meno grave. Sono andata, infatti non facevo altro che piangermi addosso, guardandomi sempre la bambina, guardando il suo sorriso e dire perché non proprio a te ma a nessuno deve soffrire. E quando appunto ci hanno detto che era un tumore, lì io non capivo più niente. Ma poi come reagiva poi la bambina come ha vissuto questo momento anche da parte vostra? Beh, diciamo che la bambina ha vissuto tutta la sua malattia tra virgolette bene, perché noi le abbiamo fatto vedere tutto come se fosse un gioco, come se capitasse anche agli altri bambini, quindi anche la perdita dei capelli, l'abbiamo paragonato alla sorellina che perdeva i denti e allora abbiamo detto vedi anche Noemi perde i denti, tu adesso stai perdendo i capelli in modo che crescano dopo più belli. E qualsiasi cosa che tipo di inserirgli il laghetto, dicevamo che era la farfallina che si posava sulla sua manina, che doveva nutrirsi e quindi per lei l'ha presa diciamo tutto come un gioco, anche perché poi vedendo gli altri bambini della sua età senza capelli, allora lei ha pensato che era tutto normale, era una cosa normale.